Un solo punto in due nelle prime 7 giornate, il rischio è quello di ritrovarsi già con le spalle al muro, ma ci sono poche cose che sanno far svoltare una stagione come un derby. Questa è Città di Sestu, Monastir Cosmoto, ora o mai più. Ancora Renan a gestire il pallone sulla sinistra, solite finte con la sola, se ne va in accelerata, la mette sul sinistro, sul secondo palo dove manca l'appuntamento con il gol Ramon Tubau. Qui Nurki riceve, spalle porta, scarica per Bringas, ancora Nurki, trova la bucata per Bringas, se la mette sul destro, grande uscita di Lecca, la porta poi è vuota e Valdés non riesce a segnare l'1-0, trova però il calcio d'angolo. Che brivido per il Città di Sestu su questa imbucata di Nurki. Poi Renan recupera il pallone, situazione di 3 contro 1, la lascia lì per Cau, ma c'è in uscita, la lascia lì per Renan, solite finte con la sola contro Nurki, la mette sul secondo palo e il pallone che clamorosamente non entra. Gioca corta, poi il dribbling che non passa di Rosas, zona tiro per Renan che sblocca la partita dopo neanche 6 minuti e mezzo. C'è l'opzione Azieni con il destro o Casu da centrocampo col mancino, controlla Casu, pensa al tiro e magia, alza sopra la traversa in calcio d'angolo. Crede Zogus di Cagliari è l'altro arbitro della partita, mentre qui il gol di Tobias Bringas direttamente da rimessa laterale a fare 1-1, un mancino che ha buttato barriera e portiere. Che volta Wilson, stavolta per Nurki, 2-1 il gol dell'ex di Massimo Nurki a ribaltare il punteggio. Renan, palla dietro per Cau, spazio per calciare con il destro. Andrea Cau fa 2-2 con un grandissimo gol. Posizione tale da oscurare il passaggio per Nurki. A questo punto allora andrà a calciare Bringas. Vediamo un po'. No, il passaggio è per Nurki che calcia altissimo. Renan alza il pallone, Ramon prova a prendere posizione, prova a metterla giù, il solito duello tra 14 con Bringas. Renan qui con una grandissima cosa, calcia al volo dopo l'anticipo, magia. Posizione adesso anche più centrale. Wilson la appoggia per Nurki, palla che non passa. Lecca poi a lanciare il contropiede del Sestu con Azieni che si divora il 3-2. Giannattasio guarda Rosas, poi l'imbucata per il destro di Andrea Cau, la doppietta. Per magia, controlla, lancia a lungo, Nurki prova a metterla giù con il petto, lo fa molto bene, poi calcia col mancino. Qui tutta la classe di Massimo Nurki, numero 10 della Cosmoto. Settimana scorsa era sulle spalle di Manugio, mentre qui attenzione a Cau, la quarta volta scala la tripletta personale, va 4-2 con 12 minuti e 12 secondi sul cronometro, ancora la giocata in seconda. Alza la testa il capitano della Cosmoto, Valdés con un tunnel a Cau che già monito, scarica per Marra, accorcia le distanze Daniele Marras, 4-3. Il gol del Menon. Cau qui a memoria per Renan, solo davanti a Masia, la finta, porta vuota, subito più 2,
a giocare con il calcio d'angolo per il Sestu, palla per il tiro ancora di Cau. Presi presto 4 palli, è arrivato poi anche il quinto, non il sesto. Cau se ne va sul destro e magia con un autentico miracolo a negare il quarto gol personale di oggi di Andrea Cau. Rosas prende campo, la lascia lì a Nurki, poi il pallone per Bringas, Valdez, ancora Bringas, vuole il tiro col sinistro fuori. Lecca alza la testa, palla lunga per Ramon di testa, Ramon Tupau fa 6-3. Nurki, Cadoni, spazio per il destro, Lecca con la punta delle dita manda in angolo. Palla fuori per Nurki, il palo clamoroso di Massimo Nurki, poi a terra. Adesso si è riallargato Bringas in mezzo, palla che è buona per Valdez, con la punta non ci riesce, Lecca porta vuota per chiuderla Rosa. Per l'orgoglio adesso il Monastir, Cadoni. Spazio per il destro, Lecca, altra gran parata, ultimi 2 secondi, suona la sirena, la pala Cocron, finisce 6-3 il derby in favore della città di Sestu sulla Monastir con moto.